Barabao sigla prima. Ciao. Ecco a voi Barabao Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo A creare un talk show televisivo. L'effetto sui ragazzi è stato esplosivo. Tutto comincia con la Ban Mimè. Che cos'è la Bambimè? Il nostro modo per spiegare ai ragazzi argomenti scolastici ostici. E come funziona? Abbiamo un assaggio? Ce l'ho. Tac. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Seguiteci In sala di montaggio. Ragazzi? Ragazzi, dove siete? Ragazzi? Va bene, rifacciamo una seconda vuota. Bella. Eccoci. Siamo a Podevigo, a un passo dalle valli della laguna veneziana. Presso la scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli. Storia in cattedra presenta Marconi e Leone Radio. Tac. Oh, vedi questo? Sei proprio fuori di testa. Ma ragazzi, però solo 15 mi piace. Che sei una sfigata. Sei una sfigata. Ma che roba. Cioè. Oh ragazzi, Ehi, ve la ricordate questa? It's the final countdown. Uomini e donne d'Italia, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata alle ambasciate di Gran Bretagna e Francia. La parola d'ordine è una sola: Ma Pippo non lo sa vincere! che quando passa ride tutta la città. E vinceremo! Ma perché sei morto, pari non ti mancava l'insalata era wherever you are. Ti fidi di me? Sì, mi fido di te. Marco Vista, mandi immediatamente un SOS e tutti coloro che sono in ascolto sappiano che il Titanic sta affondando. Ma il Titanic è inaffondabile. Era l'estate del 1894, siamo a Pontecchio, un piccolo paese nel cuore dell'Emilia Romagna, e un giovane ragazzo di appena 20 anni si diverte a fare esperimenti nel suo laboratorio. Forza Guglielmo! Ciao ragazzi, lui lo sa. oggi costruiremo l'antenna di Popov. Sì. Quello che vi serve è un ettaro di terra. Radete al suolo il vigneto secolare di vostro padre. Fatto? Fatto. Ora vi serve un palo di almeno 9 metri. Palo di 9 metri. Tagliate il pioppo millenario del vicino di casa di vostro padre. Sapremo cosa hai fatto, ma Guglielmo, ma guarda il pioppo, ma sei di prendo, ma ti faccio. Fatto? Ora piantatelo a terra nel vigneto di vostro padre e otterrete la vostra antenna di Popov. Yes. Ok. Tugnan, ancora la campanella? Oh sì, eccola qua. Perfetto, adesso tu vai dall'altra parte della collina. sì. Allora ti porti anche il ricevitore, poi quando sentirai per 3 volte suonare la campanella, tu col fucile spari un colpo, è chiaro? Ma sicuro? Hai capito? Ma certo, ma certo. Ripeti? Mo vado. Vai. Mo ecco, sono arrivato, mettiamo il ricevitore e sono pronto, va? Ce l'ha fatta, il signorino ha mangiato il segnale. Che bravo. Ma aspetta che gli devo tirare di schioppo,
Era l'8 dicembre del 1895 e quel tiro di schioppo sarà il battesimo della nascita della radio. C'era un vero fermento nel campo scientifico. In Russia, lo scienziato Popov stava costruendo la sua prima antenna verticale. In Deutschland, Rudolf Hertz stava costruendo il suo oscillatore hertziano. In USA Tesla stava costruendo il sintonizzatore di onde radio. Ed è in questo momento che Guglielmo Marconi ha l'intuizione. Prende l'oscillatore hertziano, il sintonizzatore di Tesla, l'antenna di Popov, le mischia, le risistema e il 2 giugno del 1896 consegna il suo primo brevetto. Ma le imprese di Marconi non sono finite qui. Vuole tentare un'impresa epica. Lancerà un segnale da una parte del mondo all'altra, dall'Europa all'America. E così parte un segnale radio che attraversa l'Oceano Atlantico. Si tratta della trasmissione radio più lunga mai tentata prima. Sì! Signore e signori, notizia straordinaria, Notizia straordinaria, Marconi unisce il continente alle Americhe via aria. Notizia Marconi, straordinaria. il mago delle lettere. Premio Nobel per la fisica all'italiano, Guglielmo Marconi. Marconi unisce il mondo con un bip. Mamma, allora l'aereo per Tokyo è in ritardo. Ti sto inviando. Ma non è una scusa. No, inviando i dati. Ma perché mi dici questa no? Ti presento la nonna Adam. Come Il non bambino arrivano? da Sydney. Cosa c'è? Ho finito i giga. Ma sei Ma va, sei sfigato, sfigato, sei va, sfigato. solito finito Avevo il appena giro. ricaricato. Bella la bambina. Ma manca un pezzo. Infatti, questo è solo un estratto di quello che abbiamo presentato nelle classi. Ma io voglio la versione integrale. Dove possiamo vederla? Te lo dico dopo. Ora vediamo come i ragazzi hanno raccolto la nostra sfida. Hanno avuto 2 settimane di tempo per diventare autori, giornalisti ed opinionisti. E la versione integrale? Dopo. Un laboratorio che ha permesso agli studenti di acquisire non solo contenuti, ma competenze. Ed ora proveranno il brivido delle telecamere. Vivendo un'esperienza indimenticabile. L'integrale? Dopo. E adesso spazio al talk. Buongiorno, benvenuti a Storia in Cattedra. Un bentornati agli attori della compagnia teatrale dei Barabao, che ci hanno presentato la vincente storia di una grande gloria italiana, Guglielmo Marconi, in uno stile a dir poco sorprendente. Guglielmo Marconi è noto a tutti per aver rivoluzionato il mondo con l'invenzione della radio. Forse non tutti sanno come Marconi è arrivato a questa scoperta. E la cosa curiosa è che Marconi non aveva un'adeguata preparazione accademica e nonostante questo è riuscito a raggiungere risultati che hanno cambiato completamente la comunicazione nel XX secolo. Questo dimostra che a fare la differenza a volte sono anche il senso pratico, l'istruzione e l'amore per la scoperta. Ma questo cambiamento, la scoperta della radio, come ha influenzato il mondo dell'epoca? Beh, se parliamo di conseguenze pratiche, io vorrei sottolineare quelle avvenute nel campo delle telecomunicazioni nella Seconda Guerra Mondiale, durante il fascismo e nel secondo dopoguerra. Il 6 ottobre 1924 nasce in Italia la prima trasmissione radiofonica. Pochi anni dopo, nel gennaio del 1928, apre l'EIAR, la prima azienda di trasmissioni radiofoniche che di fatto è la mamma della RAI. Oggi la televisione è nelle case di tutti gli italiani, ma allora, in quanti avevano la radio? L'abbonamento annuale alla radio non era proprio troppo economico, costava 200 lire. Nel 1928, quando nasce l'EIAR, gli abbonati erano circa 60.000, ma già nel 1933 erano il quadruplo, nonostante un buon apparecchio costasse 2.000 lire, l'ammontare di ben 3 o 4 stipendi. Quando secondo lei la radio ha conquistato il monopolio dei mezzi di comunicazione? Sicuramente la radio si è affermata durante il fascismo, infatti molti non ricordano che Mussolini era un giornalista e che sapeva sfruttare i mezzi di comunicazione. Capisce che la radio è un mezzo efficace per la propaganda e si serve di questa
per i suoi discorsi alla nazione, per divulgare le idee del proprio regime. Quando l'Italia entra in guerra il 10 giugno del 1940, infatti la radio era il mezzo più veloce per le comunicazioni belliche. A proposito di comunicazione, torniamo per un attimo a commentare la performance di Barabao. Chiediamo a lei, dottoressa Verdi, come la messa in scena ha restituito il personaggio di Marconi? La messa in scena, attuata dai Barabao, si avvicina molto al linguaggio della radio. Usano la voce e il corpo per produrre un mondo sonoro che potrebbe dare vita a una piacevolissima trasmissione radiofonica. Una particolare evoluzione delle comunicazioni di oggi riguarda le reti internet wireless, a cui non possiamo più rinunciare. Che rapporto c'è con l'invenzione di Marconi? Grazie. Possiamo certamente affermare che la prima tecnologia wireless applica sul campo è stata proprio la trasmissione radio di Marconi. Forse non tutti sanno che il Nobel italiano ha addirittura inventato il SOS, che diviene di utilizzo mondiale. Insomma, l'Italia deve essere orgogliosa per aver avuto tra i suoi scienziati più brillanti un uomo come Guglielmo Marconi. Per stasera Storia in Cattedra vi saluta. L'appuntamento è alla prossima puntata. Dove potete rivedere le nostre puntate? Quali puntate? La versione integrale. Sul nostro sito www.barabaoteatro.it, Sulla pagina Facebook, sempre Barabao Teatro, Dove potete mettere un like. oppure sulla pagina Facebook di 7 Gold. 7 e dintorni. E anche lì potete mettere un like. ci vediamo Alla prossima puntata!